Carissimi amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, ci troviamo nuovamente al Museo del Calcio Ticino di Nino Doni a San Pier Niceto e Nino Doni è attorniato da grandi ospiti molto cari a lui, che lui stesso ora ci presenterà, perché ci teneva a questa visita e ci teneva anche a questa intervista. Nino, Sì. cominciamo a presentare i tuoi ospiti. Dunque, ho il piacere stasera di avere nel mio museo due grandi amici di vecchia data. Nina O, Silvio Ragno e Fumia. Avversari con Pietro Sprameri, compagno di squadra Reggio Amoro nel 64, quando abbiamo vinto il campionato di terza categoria con lo spareggio a Messina. Quindi, a Ganzir. No, A Ganzir. no. All'Arsenale. Un campo a Marocco, come si chiama? All'Arsenale. All'Arsenale. Nino, che ricordi hai di questi amici? Abbiamo iniziato già con un ricordo, uno spareggio. Gli altri amici da avversari come erano? Gli avversari erano grandi uomini e poi bravi giocatori, specialmente no per Silvio Ragno, pure per famiglia, specialmente Nina O. Lo chiamavano testina d'oro. La sua Allora, specialità era il colpo di testa, tipo Galletto Galli che giocava nel Milan. signor Avo, iniziamo proprio da lei. Sì, Come mai? Dunque, importante intanto farmi dare il benvenuto e il grazie dell'invito di Nino, perché Nino ha creato una cosa particolare, quello di una casa di ricordi. Parlare di museo è sbagliato, perché il museo ricorda cose antiche, cose di morti. Qui quando si entra si ringiovanisce. Il problema è quando si esce, si ritorna nuovamente con l'età che c'hai. Perciò un ringraziamento a Nino per la sua memoria e soprattutto per la sua voglia di fare questo appuntamento a San Perniceto, che secondo me arricchisce questo meraviglioso paesino in cui voi vivete, che ha dei ricordi e delle cose bellissime che si fa ricordare in tutto il mondo. Poi un ringraziamento particolare perché mi ha fatto incontrare con Pietro Sfameni, che non vedevo da 40 anni. Giocavamo assieme, Pietro volava quando giocava al calcio, era un libero eccezionale, una persona meravigliosa. Nelle foto che ci sono siamo molto più belli di adesso, tutto è vero. Siamo più giovani. Poi mi ha permesso di portare qua, anzi l'ha voluto a qualunque costo e mi invitava a farlo, un educatore del calcio, una persona che si chiama Silvio Ragno. Silvio, assieme ad altre persone dell'epoca, si hanno invogliato a diventare non giocatori di pallone, non calciatori. Infatti Nino ha detto giocatori. Noi non siamo calciatori come alcuni che sono venuti qua, bravissimi, che calcavano le scene di palcoscenici particolari. Noi siamo giocatori di pallone. È diverso, noi giocavamo per divertirci e il nostro impegno era quello di crescere. Grazie a loro, a questa gente qui di una certa età, e sono tanti. Guarda, se cominciamo da parte c'era Mosca, aiutatemi pure voi. infatti Mosca e Irato come Era allenatore. famoso. Poi venendo verso Barcellona, l'oratore Salesiani, perciò i grandi di Barcellona che sono passati là. A Merice il dottore Borghese, grande il dottor Borghese, il grande Bastiano Borghese, che aveva giocato in Serie C. A Milazzo c'era, penso ti ricordi, c'era Vincenzo Patti. E Peppino Cosopia, il grande Peppino, il grande padre Cosopia. L'unico prete che si è seduto in panchina a dirigere una squadra di calcio nella storia del calcio italiano e forse pure del mondo. E poi venendo verso qui, a Santa Lucia del Mare, Bella, Carmelo Bella, Franco Zullo, i grandi di Santa Lucia che ci hanno fatto la vecchia promende, lui, noi bambini, ragazzi a 17 anni abbiamo cominciato con loro. Peppa Aragona, educatori, e a Pace del Mera Salvatore Parisi, che non aveva confini, a Fassagi, il professore Fassagi a Spadafora, sono nomi che mi ricordo che magari... Nomi che hanno fatto la storia del calcio qua del messinese e un non calcio solo. che ci permetteva di crescere pure allo stesso tempo nella vita di ogni giorno. Loro non erano solo, ci insegnavano a giocare a calcio, ci insegnavano anche a vivere, vero Pietro? Erano i nostri punti di riferimento. Mi ricordo una volta il professore Fassacci mi dice se tu avevi serietà da tuo fratello potevi giocare in nazionale, mi disse. Perché mio fratello giocava a calcio e sabato sera si collegava alle 8. Io alle 8 di mattina della domenica, perché andavo in discoteca e poi andavo a giocare. La vita mondana. Però sto campo sempre Campo era... Questo volevo dire di questi personaggi che ci hanno arricchito e fatto crescere. Perciò non giocatori, non calciatori,
calciatori sono quelli di adesso. Uomini, io direi. Noi siamo giocatori di pallone. Uomini con una grande passione per... Correvano che biciclette, gente che animava. È il calcio di una volta, quello di ogni paese aveva il campo di calcio. Sì. E giocare Pace del Mela, Santa Lucia, poi le squadre di Milazzo di seconda, non Sì, di Milazzo. Milazzo era un po' il punto di riferimento con la Nuova Egea dei dintorni. Giocare nel Milazzo e la Nuova Egea significava... Venuti una volta mi ha detto, l'allenatore che allenava Milazzo, quello della Franca, mi ha detto, quando ci ha incontrati per festeggiarlo, noi eravamo i grandi vecchi del Milazzo e ci hanno detto per noi era la Juventus del calcio in Sicilia, in Milazzo, come la Nuova Egea, all'epoca c'era Virtus, grandi squadre. Noi abbiamo avuto il piacere. Ora parlavo con Michele Truscello, ex sindaco di Novara di Sicilia. Michele giocava con te, ha fatto cose grandi. Con me ha giocato, sì. Nella Pattese, poi nella Squadra di Brolo, La Tiger di Brolo. come fa Nino a ricordarsi tutte cose? Non lo so. È impressionante. Ora, prima che arrivassi tu con la tua telecamera, lui ci ha raccontato delle cose, dei nomi, tirando fuori dei nomi che ci ha fatto tornare nuovamente davvero 50 anni, 40 anni fa. Sì, tutto una... Poi c'è Melo Fumia che era della generazione dopo lui. Sì, Abbiamo fatto il calcio a San Filippo e esatto. ora l'hanno fatto perdere, però so che forse il campo ritornerà a essere importante. Speriamo, come si spera pure qua a San Piniceto si riparte la terza categoria. Speriamo perché, come ha detto poco fa, ogni paese aveva la sua squadra, anche più di una. Ma c'è il campo, c'è. Il campo c'è, ora stanno facendo la terza categoria, se si riparte dopo 19 anni. Perciò questo Quindi- appuntamento che ci ha dato Nino lo sfruttiamo questo tuo appuntamento perché mandiamo un saluto a tutta la gente che ci sta vedendo della nostra età, soprattutto quella gente che si ricorda e ci conosce e si ricorda queste cose. E sarebbe bello che Nino, che il comune di San Perniceto, assieme a Nino, si interessassero a fare un gran raduno di amici del calcio. E da ora in poi non chiamatelo più museo, chiamatelo la casa dei ricordi. È una bella iniziativa, Nino. Però quella là di fare un raduno è un'idea che nel cielo di web caldeggerà perché è una bella idea. Una bella idea. perché- Magari cominciamo a organizzare ora per la primavera prossima, però una festa Si del può calcio. fare, si può Una fare. festa del calcio. Arriviamo tutti con il cartellino col cognome, perché vedendoci non ci riconoscemmo sicuramente. Certo, però giusto. Una Una bella idea, obiettivamente è una bella idea. Noi guardiamo tutti. Ma Pietro Ruggete che... Persino Ruggero, Tutto. A proposito, Pietro era Persino forte. Ruggero, giocavo Mulini, con la Marconcio, si sarà nel Ma 40. Pietro dobbiamo incontrare, che era forte, ma a mezz'ora Sì, con sì, Io noi. incontro spesso a Sarro di Giovanni. E poi a Cattatoino, da un po' socco. Tu Fumia, dove giochi? Solo a San Filippo? No, io ho giocato a San Filippo, a Santa Lucia e a Giammoro. Nei campionati minori, seconda, terza categoria. Diciamo. Vabbè. Io sono stato un giocatorino allevato da Silvio Ragno e poi trasmesso nel campo a correre 10 Bravo, era anni. bravissimo, era bravissimo. Sì. Grande ala, grande ala. Io dico a tutti gli ospiti che vengono qua alla Casa dei Ricordi, dico che il calcio di una volta, la terza categoria di allora, era l'eccellenza di oggi, se non di più. La terza categoria di allora, quindi non li definirei campionati minori. Hai pienamente ragione. Cominciava la terza categoria. Cominciamo, però io dico c'è un livello di gioco attuale che quella terza categoria di allora lo superava di gran lunga. E si giocava per passione, con cuore, sacrifici e amore. Ah, Pietro, ti ricordi quando facciamo spareggio all'Arsenale? Tu Giammoro con Santa Maria. La formazione la ricordi tu? Non te la ricordi. Capace si ricorda Da quella Costino, formazione. Doni e Marsala, Quelle parole. Cannata, Sfameli, Mondello, Paone, Cuzzupè, Genovese, Bellitto, Calcagno. Pippo Genovese. Sì, No, anni Pippo Bello, anni perché- 64. Quanto anni quanto passò? Un secolo praticamente. Le dica da destra. Quasi 50. Mondello, Fa paura. dopo 8 minuti, Mondello segna il primo gol. Al 42esimo del secondo tempo segna Salvatore Cartagno. Diciamo 2-0. Praticamente Turuzzo, no? Turuzzo. Che Mondello era quello che sarebbe il Parco Corolla. Sì, il Pacco Corolla. Il Diceva Pacco già. Corolla. Era quello che iniettava il Sardamello a Salvo Turuzzo. su Pressoletti. Sì. Turuzzo, ti salutiamo tutti, Fatti venire. Tanti saluti. Vabbè, andiamo, signor Avo, quindi ha giocato Milazzo, poi... Lasci stare, Milazzo erano già professionisti. I ricordi bellissimi sono quelli del Milazzo, senza dubbio. Però i ricordi di quelli che toccano il cuore sono quelli dei 17 anni, 18 anni
Santa Lucia, la Promende e Pace del Mela con Salvatore Parodi. Meri, non gioca solo Meri, dottore Borghese, Meri, con Vittorio Rondo, altro grande educatore e calciatore. Ruolo? Insomma, fece più gol ne ha. destinatore, diciamo. Ninavo. C'era un segreto che ora lo voglio dire dopo tanti anni. Il fatto che io ero bravo di testa era un fatto semplicissimo. Era il fatto che venivo dal basket. Io sono nato a San Filippo del Mela, dove la squadra di pallacanestro era una delle squadre più vecchie d'Italia e festeggia, mi pare, 70 anni ora, mi pare una cosa del genere, con lo sbarco degli americani. E perciò quando si arrivava da bambini si cominciava a giocare a pallacanestro. E dove succede il campo di pallacanestro giocavamo pure a calcio. Però il calcio non lo conoscevamo, giocavamo a pallacanestro. A pallacanestro, come sapete, si salta continuamente. Il terzo tempo sarebbe quando si va a canestro, no? O in sospensione. E siccome venivamo da quel basket, il terzo tempo tu salivi nell'aria, mentre gli altri stavano scendendo, tu salivi e colpivi. E questo mi ha sempre aiutato. Certo. E purtroppo me lo sto studiando. Questa, guarda, anche qua c'è questa foto. Sono Pietro Sfameli e Ninavo. Per dopo eravamo belli. È nato Ora, Sfameli, non so vogliamo se è nato sopra. sì, il campo è di Saponara. Facciamo i donne. Sì. Bellissimo, dai. Signor Sframeli, Vi dica, Giammoro, poi? Giammoro, poi Pace del Mela, mentre eravamo nel Pace del Mela io e Ninavò ci vuole il Milazzo, Ninavò è andato a Milazzo e io sono andato a Villafranca in promozione. Mi ricordo. Sono stato un anno a Villafranca con Bastiano Maisano, Stellamante allenatore, poi Stellamante mi ha chiamato nella rappresentativa siciliana di prima categoria Ho fatto al Milazzo. abbiamo vinto 1-0 con la Calabria. Dopo Poi sono andato a Santa Lucia, abbiamo fatto un anno di prima categoria, abbiamo vinto tutte le partite e poi siamo andati in promozione, molti anni abbiamo nei primi posti della classifica. Ruolo libero, se non sbaglio, ha detto. Sì, io giocavo a battitore libero. Bello. Pure io. Sì. Un bel ruolo. E- Che non esiste e più, purtroppo. Significante. Questo ruolo me l'ha inventato Toduccio Parisi a Pace del Mela. Grande professore. Perché Un bel io ruolo gio- all'epoca. Io a Giammoro giocavo terzino, nel Pace del Mela poi mi ha fatto giocare No, da quando vicino a libero. Fonaro tu al libro giocavi. Libro. Cannata, Sfameli, Mondello, Sì, poi- Mediani. Sì. Tanto tu giocavi al libro. Tanto di Santone feci venire a Genovesi, di Cagliari, con l'aereo per giocare da Fonaro, perché eravamo da Ho avuto l'onore di incontrare Pietro Anastasio in una partita a Catania. Lui giocava nella Massimiliana e io nella Spada Forese in una partita di Coppa Sicilia. Quindi l'hai dovuto marcare. No, io giocavo sempre libero, lui giocava ai centravanti nella Massimiliana e ne fecero 4 gol. Però poi ha spiccato il volo. Perché a pure. Massimiliana avevano squadrone. Gli ha spiccato il volo poi pure lui, quindi. Ecco. E poi mi sono ritirato. Perché ho avuto una discopatia fra la quinta e la sesta lettura e sono andato a Bologna a curarmi dal professore Cui. Il professore Cui era quello che operava il giocatore della nazionale. Poi mi sono sposato e ho smesso. Carriera da allenatore, cose, basta. No, mai. Basta. No, niente. Una volta le scarpe al chiodo, basta. Perché ho smesso di giocare e non sono entrato più in un campo di calcio. Signora lavoro, lei? Allenatore, cose, niente. Ho fatto con i ragazzi un paio d'anni, quando ancora mi passava il tempo, poi dopo non ho fatto più niente. No, il Basta. calcio di adesso non No. No, non ci ci piace. entusiasmo. Niente da perdere. No. Signor Fumia, lei? No, Dopo... io niente, ho iniziato soltanto a fare allenatore per qualche anno con i ragazzi, ma poi questi ragazzi non hanno più la testa come c'eravamo noi. E Il quindi- genitore forse nemmeno. No, e quindi diciamo che non c'è più quella serietà che c'era una volta. Per cui perdere tanto tempo così, niente, non- Passa la volontà. Va bene, Onino. Anche questi ospiti hanno onorato la casa dei ricordi di Noddoni. Sono Mi è piaciuta l'idea, perciò. sono Vedo che contento. ti è piaciuta l'idea della casa. Mi è piaciuta di più l'idea di fare un raduno a livello A livello locale. locale di tutta la provincia di Messina, perché Nino conosce a tutto ormai. Sì, sarebbe Meno bello. male, sono venute molte persone, però farle venire tutte una volta Sarebbe sarebbe bello fare anche... una bella iniziativa. Poi sarà Ci studiamo.
a San Perniceta vede cose belle pure da vedere. Ninavo Ci era studiamo. un personaggio rispettoso. Una volta mi ricordo, aveva 6 che non vedevo a Ninavo. Io passavo con la processione da Madonna Campano. Dan avevo un martello per battere. Appena ho visti, batti la Madonna, scinni a dai un bracello. Ti ricordi? Avevo portato mia Chi moglie. semina raccoglie. Ah, Evidentemente. per dirti l'amicizia che c'era A posto, con gli perché- avversari, non solo Ma i Nino, compagni. Nino aveva il cuore grande quanto il pallone. Nino, non piangere però. Non Nino. dimostra questo fatto qui che ha creato. Il movimento di Nino è forte, è diventato grosso. Non è solo questo pezzetto qui. Con Ci questo- dobbiamo allargare. Se ne parla dappertutto e questo ti fa onore. Quando si esce da qui con una foto pubblicata da te qua e da te, complimenti anche a te. Grazie. Hai fatto parecchio per questo locale, per tutti noi, per certi aspetti. Avete fatto una cosa grossa, forse più grande che voi vi immaginate, perché non esiste in Sicilia una cosa del genere. Gli affetti qui si incontrano, non il calcio, gli Gli affetti. affetti, ricordi. Basta così. Un Voi- calcio che non esiste più si vede qua. Questa è la cosa che colpisce di più. Nino, grazie per averci invitato per l'ennesima volta, grazie a voi, grazie allo Sframero, Grazie a te. grazie allo a te. Sfumiglia, ringraziamo mister Ragno che però si è aspettato un Il attimino. ragno Va bene. E non finisce qui. E non finisce. Speriamo. Speriamo. Grazie e buona La serata. fotografia non fa. Grazie a